O Vangelo secondo Marco, capitolo 15. Gesù innanzi a Ponzio Pilato. In da mattinata, i sommi sacerdoti con tutte le massere a legge, e i capro popolo, e tutti quelli che facevano parte del tribunale dei Giudei, troppo che avevano sentito il consiglio, incatenarono a Gesù e lo portarono e consegnarono a Pilato, che era il governatore Roma. Pilato tanto addimandò a Gesù: ma tu sei veramente un re dei Giudei? Se tu lo dici, rispondette Gesù. E proprio perché i sommi sacerdoti continuavano a muovere parecchie accuse contro Gesù, Pilato le ricette: perché non risponde niente? Non vede e quante cose ti stanno accusando? Ma Gesù non rispondette manco una parola, tanto che Pilato rimanette assai sconcertato e maravigliato per sto fatto. Ogni anno, per festa di Pasqua, era solito liberare un carcerato che il popolo domandava a essa. Tanto, in del carcere suo, c'è stato un delinquente che si chiamava Barabba. Chi era stato arrestato perché dentro una rivolta il popolo aveva acceso nome. Che la folla che stava là cominciò a domandare che il che essa aveva sempre accordato. E tanto Pilato ricette allora: volete che valasse libero re dei Giudei? Issa sapeva buono che i sommi sacerdoti avevano consegnato a Gesù per mire in mano sue. Tutti i sommi sacerdoti invece non surfaino che la folla perché Pilato lasciasse libero più questo Barabba. E Pilato, pigliando un'altra volta la parola, ricette allora: e che ne già fa Gesù che voi chiamate il re dei Giudei? Mettelo in croce, alluccaino tutto quanto insieme. E per la terza volta Pilato ricette allora: ma che fate male chi stomma? E allora alluccando sempre più forte ricettano: fallo morire in coppa una croce. Pilato tanto, volendo dare una soddisfazione a tutta quella gente, facette ascì a rindo carcere Barabba. E a Roppa, che aveva fatto regnare frustrato Gesù, o consegnare in mano a loro perché venisse inchiuvato in coppa a croce. Ancora un'azione che spina. Tanne i soldati portarono in cortiglio del palazzo, il governatore, facettene unire insieme tutto il resto della truppa dei soldati attorno a essa. Le buttarono in gola un mantello rosso, indrezzarono una corona e spezzone e già mettettero in capo. A cominciarono poi a salutare dicendo: salute, re dei Giudei! Con una canna si mettevano a rovattere in capo, o sputavano in gola e o chiedevano di ginocchio allora, si buttavano con la faccia per terra innanzi a essa come si volesse adorare. Dopo che l'avevano insultata e cuffiata buona e meglio, le levavano un'altra volta che lo mantello rosso e le mettettero in gola un'altra volta che li veste soia e poi portarono fuori per mettere in croce. A vira a croce. E tanto afferrarono uno che passava in mezzo alla via, un certo Simone Cirene, che tornava in da campagna, e rubate Alessandro e Rufo. E i soldati costringettero a portare a croce Gesù. Poi portarono Gesù un coppa a chilo pizza chiamato Golgota, cavoricere, pizzere e cape morte, e le rettano a bere o vino mescato con la mirra, ma essa non volette manco assaggiare. Gesù venne crocifisso. Poi, dopo che l'avevano inchiuvato in coppa a croce, si spartettero tutte le vesti sue, tirando la sorte in coppa a quella, per fissare quella che aveva toccato ogni soldato. Era le 9 della mattina, quando mettettero in croce, in coppa a quella croce, gli stava pure una iscrizione come motivo della condanna, che riceve: o re dei Giudei. Insieme con questo, mettettero in croce pure due mariuole, una mancina soia e l'altra ritta soia. E tutte quelle che passavano là, un surdavano o scutugliando la capa a loro, dicevano: beh, tu che volevi mandare al tempio e volevi fare un'altra volta in 3 giorni, perché non uscì una coppa a croce a salvare te stesso? Pure tutte le capre private, insieme a tutte i mastri a legge, si mettettero a rosfottere e le dicevano: ma come? Ha salvato l'altra e ma non è capace di salvare se stessa? Se issa è o Cristo, il Re Israele, scendesse ma la coppa a croce, a così pure noi verremo e creeremo in da essa. Con la stessa maniera esortavano pure quelli due che erano stati chiuvati in coppa a croce insieme con essa. A morte Gesù. A mezzogiorno si faceva scuro in coppa tutta la terra, in zina e 3 roppe mezzogiorno. E 3 roppe mezzogiorno Gesù alluccai assai forte ricetta: Eli, Eli, lema sabachthani, cavorigere,
Dio mio, perché mi hai abbandonata? Certe persone che stavano vicino alla croce, sentendo queste parole, dicevano: Obbi, chi si sta chiamando Elia? Subito un curetto in zuppa, la cita in una spugna, mettete in coppa una canna e la accostava vicino a Musa e Gesù. E poi ricetta al lato: aspetta, prima mo si viene Elia, a lo libera in coppa la croce. Poi Gesù, buttando fuori una lucca assai fuori, spiraia. O vennero tempio, si sguarraia la coppa bascia, si facette due pizze, tanto che lo centurione che stava innanzi a essa, vedendo come era spirato in coppa la croce, ricetta: o veramente chi era figlio di Dio. Gestivano pure certe femmine che tenevano in mente lontana, e in mezzo a tutte quelle gestiva Maria Magdala, Maria, mamma e Giacomo, o più piccerille, e Ioses e Salomè. Tutte queste femmine l'avevano accompagnata e servuta quando stava ancora in da Galilea, e parecchiate che erano aiuto insieme a esse in da città di Gerusalemme. La sepoltura. Quando poi si stava facendo notte, proprio perché era parescava, era già vigilia lo sabato. Giuseppe Arimatea, che era pure uno di quelle piezze rosse, che facevano parte dei sinedri e che aspettava pure il suo regno di Dio, si presentava chine coraggio innanzi a Pilato per la dimandare il corpo di Gesù. Pilato si meravigliava che fosse già morto. Facette chiamare subito il centurione e le spiai se veramente Gesù fosse già morto. Troppo a conferma del centurione, Pilato consegnò il corpo di Gesù in mano di Giuseppe. Chiste s'accattai in un lenzuolo, accalai il corpo di Gesù, coppa che la croce, arrapuiai rinda in un lenzuolo e lo mettette rinda in un sepolcro scavato rinda a roccia. Poi Giuseppe facette rucugliare innanzi a quello sepolcro una preda assai rossa. Maria Magdala e Maria, la mamma di Ioses, tanto tenevano in mente a lontana per vedere a dove lo usavano.